ci troviamo a Venezia, nel palazzo Charming Santa Fosca, in occasione di una mostra dei magmatici, un gruppo di artisti siciliani che porta una mostra Emozione dell'arte magmatica, nell'ambito delle iniziative Art Ambassador della DEM. L'autore in primo piano è Enzo Napolitano, che è un po' il caposcuola di questo gruppo. Si tratta di un gruppo di artisti siciliani che ruota intorno al vulcano, all'Etna. E le forti emozioni che questi fenomeni naturali che ci offre questo grande vulcano sono per loro fonte di ispirazione. Allora, di fronte alle opere di Enzo Napolitano dobbiamo pensare che alla base c'è comunque sempre, e questo vale forse anche per tanta parte della generazione degli autori di questi tempi, c'è l'informale. E l'informale ha avuto diverse sfaccettature, e tra i quali quella europea forse è la meno considerata come punto di riferimento. E io penso che di fronte a questi elementi, no, che abbiamo, un autore contemporaneo, educato alla scuola dell'informale, il vulcano, le forti emozioni, ecco, noi ci troviamo di fronte a delle opere, a un autore che cerca di fare una sintesi tra le cose che possono essere anche tremendamente potenti e distruttive e le forti emozioni che il corpo umano prova, sente di fronte alla natura. E lui restituisce con dei colori fantastici, molto sostanziosi, forti, colori che in qualche maniera ci collegano direttamente a tutte quelle che sono le esperienze del Novecento, dove appunto è il momento in cui ci si libera con il colore e dà vita a delle forme più libere, ecco. E poi c'è da dire che in qualche maniera le cose che lui ha nel cuore, come appunto il vulcano, sono quelle cose che praticamente sono al limite tra l'estremamente bello e l'estremamente pauroso e forse distruttivo anche, ecco. Quindi in questi ambiti lui si muove e io credo che in qualche maniera un'esperienza che io potrei fare e mettere a fianco alle opere di Enzo Napolitano è un'esperienza che ho avuto io da bambino. E io abito in una zona che si chiama Venezia, abbiamo una zona industriale che si chiama Marghera e abbiamo un canale che si chiama il Canale dei Petroli. Ebbene, da bambino, portato lì da mio padre perché aveva non so che lavoro da fare, mi metto lì a guardare l'acqua di questo canale che è profondamente inquinata e ci sono chiazze di petrolio galleggianti che sono una cosa di per sé, insomma, paurosa e devastante. A guardarlo bene, il petrolio, colpito dalla luce, muovendosi con le piccole ondine dell'acqua, dava vita a dei colori che erano fantastici, a delle forme liquide che si muovevano, si formavano e si deformavano, fantastiche. Ecco, io di fronte a Enzo Napolitano, io mi trovo a riprovare quelle sensazioni lì. Enzo Napolitano e gli amici del gruppo dei magmatici li potete trovare alla mostra Emozioni dell'arte magmatica a Venezia.